La Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Porto Empedocle, unitamente al gruppo ANMI, Associazione Nazionale Marinai d'Italia, hanno celebrato oggi la festa della Marina Militare Italiana. La manifestazione ha avuto luogo presso il monumento ai caduti del mare nel piazzale Marinai d'Italia, cerimonia che è iniziata con il raggruppamento dei partecipanti nel piazzale con un bicchetto armato che ha reso gli onori militari alle massime autorità religiose, civili e militari della provincia. A fare gli onori di casa il comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Antonio Ventriglia. È seguita la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione della corona ai piedi del monumento ai caduti, benedetta dal cardinale Alessandro Damiano. Ai militari e agli intervenuti è arrivato il messaggio di saluto del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa e del Capo di Stato Maggiore della Marina. Dopo la lettura della suggestiva preghiera del marinaio si è proceduto alla consegna delle onorificenze. Medaglia d'oro al merito di lungo comando al primo luogotenente Vincenzo Mulè, medaglia d'argento al merito di lungo comando al primo luogotenente Gaetano Marcello Impiduglia. Nella sua allocuzione il comandante Antonio Ventriglia ha ricordato l'impresa di Premuda del 10 giugno 1918, quando il capitano di corvetta Luigi Rizzo e il guardia marina Giuseppe Aonzo attaccarono una formazione di navi da battaglia della flotta austro-ungarica, affondando la corazzata Santo Stefano. Oggi è una festa della Marina, ma anche la festa delle Capitanerie di Porto, perché le Capitanerie di Porto sono un corpo tecnico della Marina Militare e quindi in quanto tali partecipano attivamente alla festa della Marina, che nasce, come tutti sapete, da una delle imprese più ardite della Prima Guerra Mondiale, l'impresa di Premuda, i cui valori sono tuttora più che mai validi, cioè si esprime in questa giornata il senso di fedeltà alle istituzioni, l'attaccamento alla patria, allo spirito di abnegazione che devono sempre animare i nostri marinai, quindi sia quelli della Guardia Costiera che della Forza Armata, nell'adempimento del dovere, fino all'estremo sacrificio, se del caso. Ecco appunto, parte l'estate sicura, cosa c'è in programma? In programma c'è come al solito l'operazione Mare Sicuro, che è l'attività che viene disposta ogni anno lungo gli 8.000 km di costa nazionali, a salvaguardia della vita umana in mare e dell'ecosistema marino costiero, ed è l'operazione attraverso la quale la Marina è conosciuta presso i cittadini, non solo grazie all'operazione Mare Sicuro, ma sicuramente è l'attività che più avvicina la Marina, la Forza Armata alla collettività, in quanto noi della Guardia Costiera operiamo sul territorio, la Marina è un po' distante dalla collettività e quindi anche grazie a noi è apprezzata da tutti e conosciuta da tutti. D'oro al merito di lungo comando al primo luogotenente Mulè Vincenzo. La medaglia d'argento al merito di lungo comando al primo luogotenente Gaetano Marcello Impiduglia.